buongiorno, io sono Caterina Olivotto e oggi ci incontriamo con il dottor Maurizio Balsamo e anche con lui avremo un breve scambio di pensieri in vista del nono colloquio di Venezia che avrà luogo appunto a Venezia il 7 e l'8 ottobre prossimo. Maurizio Balsamo, come avrete visto magari dal programma, sarà uno dei 4 relatori principali del colloquio. Ora farò una sua breve presentazione così per introdurci. Allora, Maurizio Balsamo è psichiatra, psicoanalista con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana, maître de conférence, direttore di ricerca nell'Università di Parigi Denis Diderot, è stato segretario scientifico del Centro Psicoanalitico di Roma, segretario della seconda sezione romana di training, ha diretto la rivista Psiche, ora dirige con Massimo Recalcati la rivista Frontiere della psicoanalisi e inoltre dirige la collana Le vie della psicanalisi e poi ha fondato con altri colleghi l'associazione di ricerca psicoanalitica Clinamen, da cui poi verranno delle pubblicazioni. E numerose sono le sue pubblicazioni a livello nazionale e internazionale, quindi citerò soltanto qualcosa di questi ultimi anni, quindi nel 2014 a cura di Maurizio Balsamo, Momenti psicotici nella cura, edito da Franco Angeli, nel 2015 sempre a cura di Maurizio Balsamo, l'autobiografia psicotica, sempre edito da Franco Angeli, poi nel 2019 Balsamo, Ascoltare il presente, edito da Mimesis e sempre nel 2019 André Green, edito da Feltrinelli. Ecco qua. Allora io ora darei la parola a Maurizio chiedendogli se può raccontarci qualcosa di quali sono stati i suoi primi spunti, le sue prime idee che hanno preso forma nei suoi pensieri di fronte alle parole che compongono il titolo del colloquio e che sono diniego, illusione e speranza. Quindi a te la parola. Grazie Caterina. Ma sai, forse una delle questioni più rilevanti quando si affronta il tema del diniego è tentare, diciamo così, di uscire da una logica del tutto nulla, cioè da una logica in cui il diniego assume la sua dimensione totalizzante oppure non c'è il diniego. Penso invece che dovremmo partire intanto dalla distinzione euristica, secondo me, tra dinieghi funzionali e dinieghi patologici, assumendo il fatto, come ci ricorda Freud già nel testo sulla negazione, che ogni atto di affermazione dice sì a qualcosa e dice no a qualche altra cosa, no? Quindi c'è Non ci si un'operazione. pensa mai a questa cosa, no? Non ci si pensa mai a Esatto, a esatto. questa posizione. Questo implica, come dire, che c'è un taglio necessario nelle operazioni simboliche per, come dire, simbolizzare lo stesso reale, no, il simbolico, come dire, è una macchina organizzatrice del reale, una macchina che pensa il reale e che lo ritaglia però allo stesso tempo. Questo è il punto fondamentale, no, quindi questo implica già il fatto, rilevante che possiamo pensare all'esperienza analitica tutta insieme come un'esperienza sui resti di questi ritagli, no? Su ciò che rimane all'atere, ciò che è rimosso, ciò che è negato, ciò che rimane in giacenza. Però questa, se vuoi, delimitazione delle operazioni iniziali di simbolizzazione apre paradossalmente a una dimensione, direi, futurante del nostro lavoro, perché quei resti in giacenza, implicano per l'appunto intanto che il tempo analitico è sempre un tempo anacronico, no? Mh. Come ci ricordava Pontalisse, che cos'è la psicoanalisi? Una quinta stagione, no? Che è una definizione straordinaria della dimensione anacronica del tempo analitico. Ma nel fatto che il tempo appunto è anacronico, cioè che il presente è intessuto di passato, questo significa che ogni momento dell'analisi, ogni luogo dell'analisi, come dire, si articola intorno a questi possibili in giacenza. Allora il diniego potrebbe essere pensato da questo punto di vista, certo come un'operazione legata al non vedere, al non poter vedere, al non voler vedere. Però questo non poter o non voler vedere è anche paradossalmente una macchina totalizzante che impone allo spettatore di credere nella convinzione unica di ciò che non si può vedere. Allora io direi, ed è quello che proporrò nella relazione al convegno,
anche la dimensione euristica di un diniego del diniego, Mh. cioè un tentativo di non soggiacere alla convinzione dell'unica realtà iscritta per sempre. Questo è il primo punto. Il secondo punto inerente a questo tema è che proprio, diciamo l'idea freudiana che il diniego abbia sempre dietro di sé una storia, Mh-mh. cioè che ogni diniego è preceduto da un altro diniego, implica secondo me il fatto che il diniego stesso si iscrive nella logica della ripetizione e dunque necessariamente nella logica dell'incontro con l'oggetto. È da qui che si apre, come dire, tutto il versante elaborativo della cura, cioè la possibilità di negare in qualche modo l'idea che la realtà che abbiamo dinanzi sia l'unica realtà possibile, che è quello che spesso il paziente, come dire, è obbligato a credere, obbligato a immaginare, è obbligato a pensare. Allora, se le cose stanno così, cioè se il tempo analitico è un tempo anacronico, cioè un tempo di montaggi, se il diniego stesso ha una storia, un passato e un presente, mettiamola così, se il diniego stesso non è da pensare solamente nella logica del tutto e nulla, allora l'operazione analitica non fa altro che incontrare su questo stesso terreno la dimensione di montaggio e smontaggio. Il diniego potrebbe essere inteso come un'operazione di smontaggio psichico, mettiamola così. Mh-mh. Un'operazione di smontaggio psichico a cui non segue un'operazione di montaggio. Cioè, Mh. detto in altri termini, la logica naturale, no, della psiche, che è quella di smontare e montare, rilegare e slegare e così via all'infinito, nel processo di diniego in qualche modo si arresta sull'unica dimensione possibile, quello dello smontaggio. Ma quello smontaggio va inteso a sua volta come l'unica operazione di montaggio che è stato possibile organizzare per il paziente. Quindi vedi già che l'operazione di montaggio e smontaggio, che è inerente al lavoro analitico, incontra già il tema del diniego. E da lì si apre la questione, secondo me, del principio speranza. Eh. Sì, che quindi mi sembra di capire che, lo colleghi all'ingresso dell'altro che in una qualche maniera produce, una rottura di di quel giro di equazione a ripetere e permette quindi il riavvio di un legamento, sorretto da Eros insomma, no, e quindi di non soggiacere solo di un diniego solo sul versante distruttivo insomma, no, ma, che, permette la creazione di nuovi legamenti attraverso la relazione con l'altro, una Assolutamente sì. nuova relazione con l'altro. Assolutamente sì. Aggiungendo anche, un elemento secondo me interessante, cioè che il diniego, diciamo, va osservato non soltanto nella logica della ripetizione, come per esempio nel testo di Freud Un disturbo di memoria sull'Acropoli, no, in cui Freud dice, "Nego che l'Acropoli sia dinanzi a me, ma questo diniego è in realtà il frutto, la riapparizione di un diniego avvenuto in illo tempore, quando io ero un ragazzo al liceo e non ho creduto a tutto ciò", no? Noi dobbiamo pensare anche al diniego paradossalmente come un'operazione complessa. Dicevo prima, quell'operazione necessaria alla vita, ma Mh-mh. possiamo anche pensare al diniego come un paradossale operatore di speranza. Io nella relazione che presenterò esaminerò un caso specifico, cinematografico, letterario, di questa dimensione, in cui il diniego necessario appare però un operatore di speranza, no? Questo, come dire, modifica un po' il quadro e se tu vedi dall'idea di un diniego, secondo la logica dell'uno tutto, del sì no totale, alla logica della frammentazione, della varietà di dinieghi, alla logica della ripetizione, alla logica dell'anacronismo, alla differenza fra dinieghi funzionali e dinieghi patologici. Ecco, vedi che il campo si allarga enormemente e questo secondo me permette di aprire dei tagli, no? Fare dei tagli nell'operazione compiuta dal paziente, nell'operazione che si presenta a noi nel materiale della seduta e aprire in qualche modo la categoria della temporalità, che è questa, diciamo, la grande funzione dell'operazione analitica, no? L'operazione analitica può essere intesa in questo senso come un operatore
di una macchina temporale, una macchina che introduce il tempo, no, Mh-mh. quindi che permette in qualche modo di, modificare i nessi dell'anacronismo fondamentale dello psichico e allo stesso tempo di rimettere in moto le operazioni di montaggio e smontaggio che sono essenziali alla vita psichica, no, è quello che diceva Green quando dice: "Tutto sommato Eros non potrebbe vivere senza Thanatos", cioè la Sì. funzione di legame se fosse spinta all'unisono, se esistesse da sola, non porterebbe che a costruzioni totalizzanti. Noi abbiamo bisogno di slegare quelle costruzioni per riaprirci all'evento, per riaprirci all'inedito, all'imprevisto e così via, no? Questo è secondo me il senso, specifico dell'operazione analitica. Allora il diniego da questo punto di vista si iscrive chiaramente nel campo del negativo, cioè fare in modo che nulla accada, Mh. o meglio ancora, che tutto quello che è accaduto, che non è accaduto, sia sempre più importante di quello che potrà accadere. Da questo punto di vista il diniego è una macchina totalizzante per il paziente, ma può esserlo anche per l'analista. Eh beh, certo, perché se anche l'analista cade in quel circolo vizioso lì, tutto resta fermo, che d'altro canto, a volte, succede e forse, la possibilità di riflettere su questo diventa anche la spinta anche per l'analista per rompere qualcosa e uscire insomma, no, in qualche modo, rendersi conto, no? Sì, direi che in fondo è sempre un po' la ti ricordi quel vecchio gioco della settimana enigmistica, trovare le 7 piccole differenze, no, Sì, apparentemente le scene sono identiche, ma non è esattamente così, così, no, quello certo. che de Muzan, esemplificava in quel celebre testo, sull'identico e sullo stesso, no, Sì, la sì, sì. ripetizione dell'identico e la ripetizione dello stesso. Io poi da un mio punto personale di vista credo che questa distinzione sia valida fino a un certo punto, valida fino a un certo punto. Anche la distinzione di Dimuzan, pur ammettendo che ovviamente esistono ripetizioni mortifere e ripetizioni trasformative. Però il fatto stesso, come dire, che la ripetizione si incarna in una nuova situazione, in una nuova vicenda, comunque costringe lo psichico a fare i conti con l'oggetto, fosse anche il dire di no a questo oggetto. Mh-mh. Ti ricordi quando Pontalis, scriveva quel bellissimo articolo "No 2 volte no"? Ci Ah ricordava sì. che la reazione terapeutica negativa, cioè il no 2 volte no, era la conseguenza di un no mancato all'origine. Ma Mh-mh. questo significa allora che il no mancato all'origine ha bisogno di ritrovare una nuova scena in cui reduplicarsi, riattivarsi e ripresentarsi. Allora, questo può portare effettivamente alla iscrizione della nuova scena nella prima scena, cioè ritornare al no originario, ma può aprire anche un campo di possibilità inedite. Mh. Certo, dove le possibilità inedite, implicano sempre, per come penso, la relazione con l'oggetto, con l'altro, cioè con un altro che, sostiene anche, no, accoglie e sostiene questo mutamento, altrimenti diventa difficile che da solo, Certo, no, ass si sgancia da quella cosa lì. Per questo mi chiedo se, no, quello che dicevi prima, a proposito della speranza, non si, basasse, no, proprio non appoggiasse proprio sulla presenza dell'altro. assolutamente sì, nel fatto stesso io direi che l'altro apporta, come dire, materiale inedito, materiale Ecco, sconosciuto, no, all'esperienza di ripetizione. C'è mh, una bellissima frase di Valéry che dice: "Lo sconosciuto è la speranza della speranza". Credo che bello. questo sia un po' la cifra, no, del Sì, nostro lavoro, portare materiale inedito, materiale sconosciuto nel già noto. mh. E questo, come dire, mette a soqquadro la logica della ripetizione. Certo. Sì, pensavo, adesso, no, quando hai detto questa cosa, a quello che ci sta succedendo intorno, dove sembra che invece il nuovo che con cui ci incontriamo sembra spaventare sempre di più, no, e quindi così. Ma sai, come dire, è inevitabile pensare, diciamo, alla nostra situazione storica come una situazione in cui alcune funzioni o alcune modalità di pensiero, alcuni aspetti
possano essere più rilevanti di altri o meno rilevanti di altri. Però sai, è anche vero che, ciascun testimone del proprio tempo è sempre un pessimo testimone, no, nel senso che vale la pena, di riconoscere che occorre quel minimo di distanza che ci permette di comprendere come a volte quella che noi chiamiamo l'unicità del nostro tempo, no, dispiegata, distesa sul tempo lungo della storia, permette di ritrovare delle strane, singolari ripetizioni di funzionamenti, no, cioè quello che appare unico a volte, come dire, è scritto nella logica della ripetizione. È questo grande problema che in fondo noi incontriamo Eh continuamente, no, sì, sì. seppure in una modalità, trasformata, in una modalità nuova. Mh. Però, per fare un esempio, il grande contributo di Warburg alla storia dell'arte è stato proprio questo, no, quello di mostrare l'irruzione del tempo antico nel tempo presente e allo stesso tempo di osservare come il tempo presente modifichi, utilizzi le forme antiche per rappresentare però una stessa questione. Quindi Eh. noi siamo sempre immersi, no, in una dinamica di ripetizione, di innovazione. Secondo me lo sguardo dell'analista è cogliere questo doppio versante, no, non credere alla solo potere della ripetizione e non credere però al solo potere del nuovo. Solo per fare un esempio, il primo testo su, la psicoanalisi contemporanea è di Mh-mh. Fraenkel. Eh sì. No. Per cui quando parliamo di psicoanalisi contemporanea dovremmo ricordarci che il primo testo è quello lì, no, tanto per dire. Ma poi è evidente che la dimensione di contemporaneità, quando Freud studia le masse, quando studia le nevrosi di guerra, eccetera, 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 è chiaro che fa un lavoro di lettura del tempo presente, no? Certo. Bene, allora io Maurizio ti ringrazio tantissimo di tutte queste sollecitazioni che ci hai dato e, che, trovo molto stimolanti e che, poi, spero che approfondiremo durante il colloquio nelle giornate insomma dove avremo modo di riflettere su tutte queste cose. Quindi noi ti ringraziamo moltissimo e ti diamo un arrivederci a Venezia presto. Grazie, grazie mille Caterina. Grazie. A presto.